Una scossa all'economia europea per far ripartire aziende e consumi, all'indomani della decisione di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, di acquistare titoli pubblici anche dell'Italia per 18 mesi, tutti si interrogano sugli effetti e sul significato del cosiddetto quantitative easing, un fiume di denaro. In Italia si parla di 125 miliardi messi in circolazione. Ogni mese la BCE metterà a disposizione 60 miliardi di euro per tutti i 19 paesi dell'area dell'euro per acquistare praticamente titoli pubblici. Quindi in qualche modo per farsi carico del nostro debito pubblico e quindi inondando il nostro mercato di liquidità. Per le imprese dovrebbero essere immediati i vantaggi, specie per chi esporta, grazie anche al cambio favorevole col dollaro e i tassi di interesse per i mutui bassi e convenienti, in attesa che anche i consumatori e le famiglie tornino a spendere. Per fortuna che c'è Draghi, quindi un voto sicuramente dall'8 in su, dopodiché è ancora dura perché ho visto che una parte di politica a livello europeo relativa ai paesi del nord Europa è ancora molto resistente. Resta da verificare però se nel tempo i soldi serviranno davvero. Oppure, come tante volte abbiamo visto nel contesto storico, ci sono tante annunciazioni di soldi, di provvedimenti che poi non sono come si dice, non fruibili dall'impresa, dalla territorialità. E se la BCE sembra aver fatto la propria parte, convinta che questo sia il momento buono per agire, ora molta attesa è riposta nella classe politica. Il governo italiano è chiamato a agire in fretta o sarà troppo tardi. Si devono accelerare le riforme, azioni di politica economica che mettano le imprese al centro, cosa che non è stata, e da parte delle imprese cercare di fare la loro parte.